parliamo solo di calcio. Spero che mi sentiate bene. Possiamo parlare di golf. Possiamo parlare di golf, possiamo parlare di musica che stiamo organizzando lì. Ragazzi, voi tra un poco vi collegherete, mancano pochi minuti. Io mi siedo perché sennò vi balla la testa e non esiste proprio. Allora, ho lanciato. È stata una cosa improvvisata. Signori, è fatta, nel senso che mancano pochi minuti. Abbiamo seguito le ultime cose da Fabrizio Romano in live e ci ha detto varie cose su Osimhen. Ora vedo il primo like. Lasciate il like, non vi preoccupate, questa è una live improvvisata, vediamo. Diamo il voto, Fabio. Il voto è vero, finiamo. Lo so, allora io sto leggendo tutti. I voti che leggo in giro vanno dal... ho visto un post di Anna Trieste, il voto del mercato, 7, 10 oppure l'emoji delle goccioline. E c'è pure Baby Fox. E stringiamoci forte, stappiamo lo spumante. Aizen, il primo like, bravissimo. Lasciate like, non vi preoccupate. Con l'esterno era da 10. Allora, io ho fatto il video di oggi, che se non l'avete visto magari recuperatevelo perché ancora non erano chiare delle cose, ma ho fatto un ragionamento per quanto riguarda il voto al mercato e vi giuro che mi trovo veramente in difficoltà a dare un voto specifico, non perché bisogna vedere quali poi giocatori performano meglio o peggio, ma proprio perché si è fatto tanto e quando si fa tanto questa era una delle priorità, cioè fare il più possibile, cambiare più giocatori possibili, proprio per dare una scossa anche agli altri. È capace che pure gli altri si svegliano dal torpore e con tante facce nuove migliorano anche gli altri. La cosa principale era questa e si è fatta, quindi molto bene. Quell'immobilismo di un mese dove si sono bloccate tutte le cose, forse perché si aspettava di vendere Osimhen e quindi con quei soldi poi andare tranquilli, visto che poi li hai spesi perché li hai dovuti spendere e lo facevi prima, questa è la cosa che mi sento di dire, lo facevamo un poco prima, però potrebbe anche non essere una cosa problematica. Ora però molti, vedi, sto leggendo, ho 4-4-2 con Osi, 3-5-2 con Osi e Lukaku. C'è questa cosa che su cui non mi trovo e poi il tempo mi smentirà e vabbè. Non si può reintegrare Osimhen, ragazzi. Osimhen rappresenta una frattura con la società, rappresenta una frattura con il resto dello spogliatoio. Probabilmente il contratto che ha avuto Osimhen è stata la ciliegina sulla torta che ha spaccato il resto della stagione l'anno scorso. Ricordatevi questo, quando Osimhen non se ne va, non si libera anche il tetto ingaggi per fare il rinnovo a Kvara. Ci sono una serie di dinamiche poi all'interno dello spogliatoio. Uno che ha preso 1 o 2 milioni praticamente per non fare allenamento, mentre gli altri si facevano un cuore così in allenamento con Conte. Non lo puoi reintegrare. Come fai a spiegare al resto del gruppo? No, vabbè, niente, non lo abbiamo utilizzato con il modulo, lo utilizzava a quel punto, l'avremmo dovuto utilizzare con il Verona, perché aspettare? Quindi non si può rimettere in gioco Osimhen. Mo' hai pigliato Lukaku, che è convinto di essere punta inamovibile, eccetera, eccetera, e che fai? Ah, Lukaku, aspetta, siediti un pochino, gioca un po' Osimhen, oppure si devono... Non si può fare, non si può fare. Se si vuole fare, si prendono dei altri rischi che poi bisogna vedere come si comporta il gruppo. Conte è stato abbastanza chiaro, ha detto io con Osimhen assisto, non posso metterci bocca. Se ti fai fare Lukaku è perché sai che su Osimhen non ci puoi contare, che sia una decisione sua di non andare in campo, che sia una decisione del Napoli di metterlo fuori rosa. Metti fuori rosa 20 milioni lordi, lo paghi e non lo fai giocare. Vi renderete conto che è tremendo. In ottobre la Serie B araba, bravo Carlo, perché molti parlano che c'è ancora tempo così. Per l'Arabia mancano 2 o 3 giorni, sono le serie minori arabe, che non penso che Osimhen va nella serie minore dell'Arabia, non penso proprio. E quindi se l'Al-Ahly,
che era l'unica che aveva fatto l'offerta, e poi è andata su Toney e stanno chiudendo per Toney o hanno chiuso per Toney, loro sono fuori gioco. Devi vedere se, l'unica cosa che mi viene in mente, visto che l'Arabia è un fondo, alle volte è proprio il governo arabo, tutta la governance del calcio che stanzia dei soldi e poi si dividono i giocatori nelle varie squadre e fanno le squadre un po' più equilibrate perché hanno gli stessi proprietari. È una situazione particolare, quindi vediamo se magari esce qualche altra squadra araba con la stessa cosa. Però se è vero che il Napoli ha tirato il prezzo all'ultimo, e lì è il Napoli che non ha fatto una cosa logica, perché te lo devi, cioè, te ne offrono 60, tu devi rispondere 55, va benissimo, vai, liberi, il ragazzo va a prendere una barca di soldi, poi per la sua carriera ci pensa lui, ci deve pensare Calenda, non c'è dubbio. Se invece il Chelsea si è reso conto che tu stavi alle strette, ti ha fatto l'offerta, accettavi, non accettavi, ma pare che lì è l'ingaggio che non era soddisfacente per Osimhen, o la formula che offriva il Chelsea non era soddisfacente. E quindi sei arrivato sotto sotto. Vi ricordate quando abbiamo finito la stagione? Osimhen non deve andare nemmeno a Di Maro, deve essere venduto subito. Ha fatto Di Maro. Speriamo che almeno per Castel di Sangro, e ha fatto il Castel di Sangro. Speriamo che per l'inizio della stagione, e abbiamo fatto Coppa Italia e 2 partite. È una situazione particolare, anche il numero. Diamo un numero fittizio ad Osimhen, non glielo diamo proprio, si può dare, si devi dare il numero, che devi consegnare le liste. Uno che va fuori lista si può prendere il non numero, questa è una situazione atipica nuova. E, ripeto, per la questione delle liste, che in questo momento devi fare fuori, perché Foloruscio non è andato alla Lazio, anche lì, lo Tito, che cosa hai fatto? Perché ti sei reso conto? Hai offerto niente, hai offerto 0. E non è andato Foloruscio, Giuffredi che non è riuscito a piazzare nessuno. Quindi Foloruscio e Mario Rui devono andare fuori lista, perché devi fare entrare, Osimhen anche, devi fare entrare a McTominay, a Gilmour che è arrivato, e quindi molto bene che il Napoli abbia continuato la sua cosa alla fine e abbia preso anche Gilmour, così meno alibi a Conte può utilizzare solamente l'alibi dell'esterno o destro che c'è, bisogna fare di necessità virtù. Molte squadre alla fine non sono incomplete. Noi è strana la composizione della rosa, se ci riflettete, perché con le coppie è più facile fare un 4-2-3-1, se ci riflettete bene, invece di stare a 3 che poi diventano 5 e lì così. Però una cosa positiva, credo, almeno non ti sei tolto Zerbin, perché numericamente un altro esterno lo dovevi tenere, e quindi quella cosa era nella logica delle cose. Nel primo sfogo io dissi: non ti vendere a Zerbin se non sai ancora qual è l'esterno. E Zerbin Mazzocchi, e lì dobbiamo stare un pochino attenti, sperando che Spinazzola regga. Se Olivera gli devi far fare il doppio ruolo, vediamo chi le liste, esatto, non ho mai spiegato il fatto delle liste. Quindi ci sono un pochino di cose un po' strane. Mamma mia, quanta gente collegata di notte. Nicola, vedi, Kvara mi fa paura col fatto di Osimhen, perché se tu poi non hai fatto i soldi con Osimhen e devi rientrare sperando di andare in Champions quest'anno, Kvara diventa un indiziato importantissimo per la cessione l'anno prossimo. Rinnovo o non rinnovo, aumento o non aumento. Un forte saluto Domenico, Salvatore, grazie a tutti ragazzi, vi abbraccio proprio forte. Volevo rispondere, ho letto uno dei commenti sul video di oggi che diceva: ADL ti ha smentito, molto mercato. Allora volevo spiegare questa cosa. Io quando ho detto Conte significa meno mercato, ho fatto una previsione su quello che stava pensando De Laurentiis. È chiaro che non mi posso mettere nella... ma ho detto, secondo me De Laurentiis pensa con Conte io magari posso fare meno mercato. Quindi non è che è De Laurentiis che ha smentito me,
mi sentirei di dire è Conte che ha smentito De Laurentiis, nel senso che lo ha messo di fronte alle strette, ha detto qua questa squadra rischi che non ci vai in Champions con questo gruppo qua, serve per fare il minimo indispensabile, che mi devi aggiungere i 2 centrocampisti, mi devi portare Lukaku a prescindere da tutto, Neres è stato un grandissimo acquisto, andava fatto perché non si poteva andare con la maggior parte dei giocatori che avevano sofferto l'anno scorso. Quindi, a proposito degli Usai, si può sopravvivere, sì. Che gli Usai fuori rosa, pure lui, ci potremmo prendere gli Usai come vice Mazzocchi. 4-3-3, Salvatore, anche il 4-3-3 si può fare tutto. E gli svincolati è un altro tema, che me lo diceva Somma, è un altro tema perché per gli svincolati c'è tempo fino a dicembre, quindi questa è un'altra speranza. Ecco perché il video sul canale Telegram ho scritto ci sono ancora pochi mesi di mercato, perché in teoria se tu vuoi farlo potresti guardare al mercato degli svincolati fino a dicembre, considerando che però, vedi, mi parlano di Hermoso eccetera eccetera, considerando che ne prendi un altro devi mandare via un altro fuori rosa, quindi per questo diventa difficile. Hermoso adesso si sta parlando della Roma che stava prendendo Danso, saltato, visite mediche che non hanno convinto, stavano prendendo Jalot della Juventus, saltato, e adesso si stanno affacciando ad Hermoso. Ci sta Hermoso, ci sta Hummels, ci sta Sergio Ramos, ci sta Rabiot, ci stanno una serie di personaggi in cerca d'autore senza mercato che attizzano la fantasia del tifoso. Però c'è sempre da dire, quando i giocatori restano senza contratto qualcosina ci deve essere, o hanno delle pretese troppo alte, credo Hermoso ha avuto delle pretese troppo alte, o forse sono talmente in là con gli anni e con la parabola discendente che una squadra non si mette un altro ingaggio pesante addosso. E questo è quanto. Hermoso stava filmando per il Galatasaray, sono successe tante cose che poi sono scoppiate alla fine. Il video di Conte l'ho visto, Mauro, sì, ho visto Conte un pochino, ma non credo che fosse una cosa di mercato, credo che fosse semplicemente stanco. Poi se ci sono dei retroscena, dei battibecchi su Osimhen, sulla società, perché è là, quello non lo possiamo sapere, però per fare cronaca c'è Conte che sta facendo le foto con dei tifosi e non c'ha la faccia sorridente solita, e credo che un tifoso disse, che non l'ha detto lui, dice oggi non è giornata, però lo dice a giustificare, se è questo tifoso che lo dice, a giustificare Conte, dice non è detto che è sempre disponibile, può essere che un giorno si fa le foto e basta senza tutto l'entusiasmo eccetera eccetera. Ragazzi, domani si gioca, ricordiamoci questo, noi parliamo del mercato, ma domani si gioca, domani c'è una partita importante e difficile, di conseguenza la stanchezza si può far sentire ed è assolutamente giustificato da parte mia, che non può stare sempre col sorriso così. Non credo, io credo che l'ultimo sforzo di mercato Conte lo abbia apprezzato, e lo deve aver apprezzato, perché si sono fatte anche le cose in extremis che sembravano saltate, vedi Gilmour, dove onestamente Fabrizio Romano c'ha sempre, io per questo mi affido a lui, piaccia o non piaccia, quando parla Fabrizio Romano tremano tutti i social, ed è una potenza. E quindi quando lui mi ha confermato che Gilmour c'erano le visite mediche, così, il Napoli magari ha tenuto un po' in mano, poi l'accelerata l'ha fatta. E quindi non era il problema di O'Reilly infortunato, era il Napoli che teneva un attimo in mano, e così magari volerlo fare con i soldi di Osimhen ti faceva stare più tranquillo. Non si è potuto fare, e l'hai fatto lo stesso, quindi un plauso si fa. Gosens, Ci sono parecchi nomi che così, Gosens doveva andare al Torino, non si sono messi d'accordo. Tante cose, rivalutare Osimhen, altrimenti perde valore. Altra cosa, Giovanni, l'anno prossimo Osimhen entra nell'anno della scadenza, quindi che prenda valore o meno, guardate Chiesa all'anno di scadenza va a Liverpool per quanto c'è andato, una quindicina di milioni, 13 più bonus, quindi il valore scende, e se non aveva mercato quest'anno, nel senso che non te li hanno offerti i soldi veri, quelli importanti, è difficile che li guadagna l'anno prossimo.
perché il problema di Osimhen, e questa è una convinzione mia, ma credo che sia corroborata dai fatti, non è un problema tecnico. Il ragazzo è giovane, è forte, segna di testa, segna di piede, è velocissimo, ha un grande fisico. Non è un problema delle caratteristiche tecniche, è la testa. È il ragazzo problematico che ogni tanto va su internet e sclera e in pubblico dice una serie di cose. Ricorderete quando si è scagliato contro il procuratore di Hvar? Non si fa, non si può fare con parolacce verso il procuratore di un tuo compagno di squadra. Non si fa. E quindi questa è una. E poi contro il tecnico, il commissario tecnico della Nigeria, e questa ne è un'altra. E poi le cose social, che leva le cose, leva le maglie dai suoi Instagram, e poi la sorella, e le cose in paese, e il Covid, e guardate quante ne sono che si aumentano. E quindi una squadra dice: il giocatore mi piace, però mi metto in casa una patata bollente che mi può esplodere da un momento all'altro. Ecco perché il valore di Osimhen è sceso, e non dipende né dalla clausola, un pochino dall'ingaggio, probabilmente sì, ma la clausola non serve, perché se esplode ti devono pagare la clausola, ma tu puoi andare sempre a trattare. Il Napoli è andato a trattare, evidentemente si è deciso di fare così, e vedremo di cosa, come si svilupperà, perché non è chiaro. Non è assolutamente chiaro, vorrei darvi una risposta. Quello che mi sento di escludere è Osimhen e Lukaku in campo insieme. Mi sento di escludere che ti porti Osimhen in panchina. Sarebbe una gestione incomprensibile del valore del ragazzo e di tutta la vicenda, perché a quel punto lo dovevi utilizzare per tutta l'estate, e lì probabilmente lo mettevi in vetrina, ma utilizzarlo adesso spacchi solo il resto del gruppo. Devi trovare un modo per uscirtene, una rescissione consensuale, una buona uscita magari, perché ricordate che su 2 anni, quindi quello che gli hai pagato l'anno scorso, quest'anno e l'anno prossimo, perché va a scadenza 2026, quindi diventa una spesa, o il Napoli lo vuole fare. C'è anche questa possibilità. Noi abbiamo sempre saputo che è una spesa insostenibile, perché De Laurentiis vuole abbassare il tetto ingaggi e vuole stare sul tranquillo. Lo dice anche nel film, lui dice, ha aggiunto: dobbiamo abbassare di 70 milioni il monte ingaggi. Oppure una scelta che il Napoli fa: teniamo le riserve, teniamo i sigari e tutto, ci possiamo permettere di tenere Osimhen, però bisogna tenerlo fuori dal gruppo, perché poi non vorrei che il gruppo deve stare tranquillo e deve lavorare. Devono diventare amici, devono essere tutti quanti sullo stesso piano. Poi è chiaro che qualcuno guadagna qualcosa in più, ma non 10 volte tanto, perché 10 volte tanto si crea un disequilibrio, che non penso faccia bene. Guadagna più di Conte, è difficile. Sì, Sasso, sì. Dubito che l'affare sia fallito per 5 milioni, lo voglio dubitare anch'io, amico mio, cioè 5 milioni tu devi accettare e basta. Ma dai calcoli che ho fatto sicuramente sbagliati, per le liste dobbiamo lasciare fuori solo uno tra Mario e Forusso, sicuro che siamo fuori entrambi. Ho mandato la foto, i rumori, devo cominciare a suonare. Ho mandato la foto di quelli delle liste al gruppo abbonati. No, hai ragione, cioè Folorusso deve andare fuori per far entrare McTominay, Mario Rui deve andare fuori, perché Gilmour è entrato al posto di Mario Rui fuori e Osimhen fuori, perché non stai considerando Osimhen, quindi Mario Rui e Osimhen. Serve un video per le liste. Sto andando nelle chiavette pure io. Signori, vi abbraccio, vi bacio. 710 persone di notte, ma voi siete matti. Lasciate i like, ci sono 230 like, non esiste. Vi porto a fare musica con me, dai. Vi porto a fare un po' di musica, che importa. Scenario clamoroso, ci aggiorniamo a domani sicuramente, la partita. Here we are. Here we go. Here we go. Ma Lukaku? Lukaku.
What are we talking about? Who are we talking to? We're talking to 712 people. I love it. Yeah. We will rock you. Nuovo brano di Valerio Flu tra le liste. Signori. Hey, hey, hey. Svisa. Svisa. With that really weird sound that you do like. Non c'è copyright su queste cose qua. Pezzo di fine mercato. Ma io riesco a metterlo. Se riuscissi a metterlo. Non lo riesco a mettere da nessuna parte. Iron Man. Vai Dario, sfisa pure tu, sfisa. Check 1 2 yeah, that should be good. Check 1 2. Hey. It's there. Yep. Check 1 2 1 2. Hey. Check. It's brighter. I like it. Hey. Check. Hey. Nice. Crisp. Line check. Hey, check. Hey. Ah. Whoa, hey, check. Hey. Woo. Hey, check. Il colore per forza doveva essere così. Lo so, non si sente, non sono ancora collegato. Il tempo di... Kick drum. Mica male. Quadratura. Quadratura di nulla. Check AC, check. Ehi, check AC. Sa. Antonio Conte. Le parole di Spalletti. Check AC. Oh yeah. Yes. Check. Prega per noi, Don Raffaele. It's like a minor chord. Prega per noi. Yeah, straight. Yeah. Yeah, more. I need a little bit more.
Yeah, I understand that, yeah. Check AC. Brian, let's do something for the people. But not a cover because they're gonna demonetize me. Something original, please. Real quick. So far off the ground, body's wages. Now here's a sound. You can tell me this is
sounds really good up here. I like it. Ciao.